L'occasione per rimarcare come le scomode verità e il sangue dei vinti vengono occultate e sigillate nei vari armadi della vergogna, come ci conferma il cavalier Giovanni Guarini, già presidente della sezione di Gorizia dell'Associazione Nazionale Carabinieri. Sì, esattamente, io sono figlio di un carabiniere infoibato e ricordo, anche se ero bambino, l'occupazione di Gorizia, di cui sono venuti a casa mia insieme a partigiani italiani, ci hanno votato la casa, oltre che aver infoibato mio padre. Ho, cercato anche, fatto ricerche su tutte queste cose accadute e posso dire tranquillamente che qui la resistenza non è esistita solo la collaborazione con i ticini, perciò Gorizia non è stata liberata dai partigiani, ma bensì dagli americani, dagli alleati. Perciò continuerò a fare queste ricerche che ho fatto, ho trovato anche parecchi delitti accaduti qui anche in provincia di Gorizia, San Canziano, San Pier di Sonzo, dove fu ucciso nonnino Ottavio, e oggi questi partigiani, di cui ebbero anche la forza di fermare il giro ciclistico d'Italia sul ponte di Pieris dicendo che qui non era Italia, continuano a presentarsi come i liberatori. È una piena vergogna che dovrebbero neanche parlare, e Portus è lo specchio di quello che realmente è accaduto, che si sono uccisi fra di loro. Noi a Lucinico abbiamo una via e un asilo intitolato a Giulio Boemo. Giulio Boemo era un garibaldino di cui non ha accettato di entrare nelle formazioni del nono corpus jugoslavo e certamente l'hanno aspettato di fronte alla casa dove lui dormiva, a Tribil Superiore, di cui era alloggiato presso la famiglia Sulin, Tulin e Andrea e Vittoria, di cui hanno fatto la loro dichiarazione dicendo: Giulio Boemo non è stato ucciso in combattimento coi tedeschi, ma bensì tramite i partigiani italiani garibaldini, perché non vollero passare col nono corpus jugoslavo. La storia vera non la vogliono raccontare la resistenza, ma la resistenza deve solo star zitta, perché quello che ha fatto qui nel Friuli Venezia Giulia, cominciando da Portus, sono pagine nascoste che dovrebbero vergognarsi e continuare. Io, quando vanno gli stessi partigiani a ricordare i loro caduti, non sono mai andato a disturbare. Loro sono venuti a disturbare e a darsi da fascisti. I fascisti potrebbero rinascere proprio con questa insistenza di gente che realmente non ha combattuto per l'Italia, ha combattuto perché volevano unirsi alla grande Jugoslavia. Questa è la vera storia. E io mi presento in qualsiasi piazza, in sfida di fronte, a dire queste cose qui, senza nessuna paura. E diciamo anche, via Rasella, che tanto si parla, via Rasella, chi è la colpa di 335 morti? Bentivegna, che ha avuto il coraggio di andarsi a prendere la medaglia d'oro. Non è vero. La medaglia d'oro doveva prenderla se si presentava a dire sono stato io, come ha fatto l'eroe Salvo d'Acquisto, che ha salvato 22 ostaggi, sebbene innocente. Questo era un vicebrigadiere dell'Arma dei Carabinieri. Nella resistenza hanno avuto solamente gente che, qualcuno sarà stato anche onesto, ma la maggior parte erano quelli che volevano la Jugoslavia fino a San Vito il tagliamento, e quelli che sono stati condannati da Portus oggi sono stati graziati e anche hanno avuto delle promozioni, qualcuno addirittura tenente colonnello, ma ci rendiamo conto?